Eccoci qua, siamo ritornati dopo un bel periodo di assenza di post partita. 4-0. Dopo un 4-0 di solito non c'è un granché da dire. E in effetti è così. Perché penso che il Cagliari abbia fatto una partita onesta, che però porta con sé dei lati, diciamo, negativi, se così possiamo definirli. Allora, partiamo dal presupposto che l'ho detto la scorsa volta e continuo a ribadirlo ancora, nonostante sia l'unico che segni. A me personalmente la Padula non mette sicurezza. Per carità, sul primo gol è stato bravissimo, ha fatto un tap-in spettacolare perché ha sfruttato l'errore del portiere della Regina, però continua a non mettermi sicurezza, nonostante abbia fatto 15-16 gol. E mi preoccupa alquanto non solo il fatto che comunque continuo a vedere la Padula come abbastanza isolato nonostante riesca a crearsi da solo le azioni da gol, continuo a percepire una sorta di sterilità offensiva. Nel senso è un Cagliari che a volte sì è anche propositivo, ma manca sempre di quell'ultimo passaggio, nonostante nelle ultime partite il Cagliari abbia fatto praticamente 8 gol. Però continuo ad avere quella sensazione. Non lo so perché. Io la partita scorsa con l'Ascoli non l'ho vista, devo essere sincero. Ho visto solo gli highlights e nemmeno me li ricordo. Però contro la Regina perlomeno ho percepito questa mancanza di... perdonatemi, di ultimo passaggio. Sarà forse stata anche l'assenza di Lovumbo? Probabile, uno di quei giocatori che ti corre sulla fascia, è in grado di spaccare le difese in due. Forse magari più che altro ho sentito l'assenza di quel tipo di giocatore. Però è un Cagliari che comunque ha fatto 4 gol. Anche se 2 di quei 4 su rigore. Tra l'altro c'era un rigore all'inizio che secondo me era palesissimo non dato e poi subito dopo a questo rigore non dato ne è stato dato un altro che secondo me era più generoso, nel senso quello non era rigore, era più rigore quello prima, però è stato rimediato a questo errore in cui la Padula insacca il pallone in rete e poi c'è il rigore dato a Obert che io personalmente non riesco ancora a capire se è rigore o meno perché non riesco a capire cosa sia successo. È un fallo di mano del difensore della Regina, è un fallo su Obert. Io personalmente non ho visto nulla di tutto ciò, però c'è stato un arbitraggio che a me non è piaciuto, molto confusionario. Ci ha visto forse leggermente favoriti rispetto alla Regina a livello di arbitraggio in generale e di decisioni prese. Però è un arbitraggio molto, molto, molto confuso. Forse anche un po' troppo di parte, non lo so. Sta di fatto che bisognerebbe anche rivedere un po' i criteri con cui si arbitrano le partite in Serie B, perché effettivamente riesco a percepire sempre di più il fatto che vadano un po' più tranquilli nelle decisioni prese perché le ripercussioni sono minori. Ed è una cosa che non dovrebbe succedere, però succede. Però è inutile parlare di questa cosa perché tanto continuerà ad essere così, già lo sappiamo. Detto questo, io veramente non saprei cos'altro dire. Devo fare i complimenti a Radunovic. Devo mettermi la museruola in questo caso perché io molte volte l'ho criticato aspramente, ma è un periodo a questa parte in cui sta facendo bene, sta migliorando e devo dargliene atto. Quindi, chapeau a Radunovic. Bene o male, sulla linea difensiva non ho da dire niente per nessuno. Forse un plauso a Zappa che riesce a trovare il gol per la seconda partita consecutiva. Un fortunoso, sì, però riesce a trovare il gol. A centrocampo nulla da dire, forse devo rimproverare un po' di più Macumbu questa volta perché ha perso troppi palloni, troppi leziosismi che si poteva tranquillamente evitare. E là davanti un applauso alla Padula.
un applauso alla Padula, che è fantastico, veramente fantastico sotto l'aspetto realizzativo. Però percepisco questa mancanza. Certo che se devo percepire questa mancanza e lui continua a giocare così, va benissimo così. Però se dovessi scegliere, io ripeto, sceglierei un altro attaccante rispetto a un Lapadula. Poi se continua a segnare così, a noi ben venga. 3 punti importantissimi, prima di tutto perché si vince di nuovo una partita in trasferta. Credo che non succedesse dall'andata, dalla partita col Benevento. E soprattutto perché si scavalca proprio la Regina, che rimane a -3 da noi, anche se con una partita in meno. E questa è una vittoria che è importante specialmente se si calcolano poi gli eventuali scontri diretti. Quindi siamo in fiducia, la prossima partita sarà ancora più importante perché ci permetterà eventualmente di avvicinarci ancora di più al secondo posto e alla squadra che attualmente è al terzo posto, ovvero il Südtirol, e speriamo bene perché nonostante le critiche fatte di recente, Ranieri ha evidentemente portato qualcosa nell'ambiente Cagliari. Forse colpa della squadra discontinua? Non lo so, però qualcosa effettivamente Ranieri l'ha portato. Io mi auguro che questa squadra possa lottare fino all'ultimo secondo per il secondo posto. Poi se il secondo posto non sarà, cerchiamo perlomeno di qualificarci nella posizione più alta possibile per evitare quante più partite di playoff. Però questa partita ci ha dimostrato che anche con varie defezioni il Cagliari può tenere testa ad una squadra. Ed è una cosa importante perché lo facevamo al Granillo, che è uno stadio bastardissimo, perché hanno un tifo spettacolare. C'è anche da dire che la Regina sta vivendo un momento particolare in cui va un po' tutto contro. Però dobbiamo anche essere bravi noi a sfruttare i momenti no degli avversari. Quindi quello che doveva fare il Cagliari l'ha fatto. Adesso bisogna continuare così. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!